È bastato l'uso di un telefono cellulare e la prontezza di un cittadino per incastrare un giovane ventenne tunisino che qui nei giardini pubblici di Viale Europa stava nascondendo della droga. Il giovane poi è stato riconosciuto anche come autore di un altro reato. Il giovane è stato ripreso da un cittadino tramite il cellulare mentre nascondeva lo stupefacente e il video è stato inviato in tempo reale alla questura tramite l'applicazione YouPol. Nel giro di pochissimo tempo una pattuglia della polizia è arrivata sul posto, fermando e perquisendo il ventenne, regolare in Italia ma con precedenti a proprio carico. Con sé aveva hashish e cocaina, oltre a 200 euro in contanti. Durante l'identificazione è stato riconosciuto come l'autore di un'aggressione avvenuta sabato scorso in Viale Milano ai danni di un uomo colpito con dello spray al peperoncino. L'identità è stata confermata anche dal fatto che il ventenne portasse in braccio in entrambe le occasioni un cucciolo di pitbull. Oltre alla denuncia per spaccio di stupefacenti e maltrattamento di animali, il tunisino è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento della camera di sicurezza in cui era stato posto dopo l'arresto. Ora si trova in carcere, mentre il cane è stato affidato alla sua compagna.